Una fabbrica, l'ospedale e le carceri in questi giorni che ci separano dal Natale, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha voluto portare con il cuore la gioia e la speranza del Natale nei luoghi di marginalità e di maggior bisogno della città. Questa mattina ha celebrato l'Eucaristia nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. Quella di stamattina, per Monsignor Moraglia, insieme al cappellano del carcere, Don Massimo Cadamuro, è stato un momento di alta condivisione. Siamo chiamati a fare un po' una sintesi sull'uomo, sulla concretezza dell'uomo, sul fatto che l'uomo è al di là della posizione che occupa. Noi dovremmo riuscire ad abitare a Natale un po' queste realtà, perché queste realtà ci dicono veramente il senso di quello che è un camminare insieme. E un segno forte e concreto di speranza è anche il nuovo progetto di lavoro inclusivo realizzato dall'Ustrea Serenissima con l'amministrazione penitenziaria, benedetto dal Patriarca e annunciato come una luce in imminenza del Natale. Alcuni detenuti, già da 10 giorni, lavorano regolarmente assunti da una cooperativa, rispondendo al telefono alle richieste e raccogliendo le prenotazioni per appuntamenti e visite mediche che arrivano dagli utenti al centro unico di prenotazione dell'URSS Serenissima. È un progetto che è nato come spesso capita, dalla convergenza tra le varie istituzioni. L'istituzione carceraria ci ha chiesto di mettere a disposizione qualche opportunità e naturalmente il CUP è un'opportunità facilmente praticabile perché si lavora da remoto. Unità di lavoro in più per i detenuti che, come anche sta avvenendo in altre realtà come Padova, potranno dare un servizio alla collettività attraverso il CUP, il Centro Unico di Prenotazione.